Lisa Festa, alias Lisa Trevisan, studentessa, artista, scrittrice, di essere castellana va fiera e raccoglie l'appello del comune e della nostra emittente per la salvezza delle antiche mura che cingono la città. La mobilitazione popolare prosegue, basta un piccolo contributo se in tanti parteciperanno a dare il via al restauro di cui questo monumento ha urgente bisogno. Lisa, rinata dopo la drammatica esperienza dell'ictus, storia resa famosa non solo dal suo coraggio ma anche dalla riabilitazione condivisa con il senatore Umberto Bossi, ispirandosi alle suggestive mura cittadine, dice: scrivere un noir semierotico. Perché? Perché le mura sono arte ed arte è anche l'erotismo. Io sono nata grazie all'arte perché ho avuto un problema di salute e con l'arte sono rinata, sia nel modo fisico sia nel modo intellettuale. E quindi viva le mura, portiamo la testimonianza per farle rinascere, perché la vita è anche le mura e le mura sono appunto storia. L'ipotesi di restauro anche del camminamento rende l'impresa ancora più significativa, sfondo di un'intrigante passeggiata notturna, immagina Lisa, oppure... Sarebbe una bella cosa anche come maratona delle mura di Castelfranco, anche perché il mio secondo libro parla della maratona come rinascita di vita che ho fatto alla maratona di New York, quindi anche Castelfranco potrebbe essere un punto di inizio per tutti gli artisti, anche per tutte le persone comuni. 2 euro ciascuno e il recupero delle mura potrebbe diventare presto realtà. Cerchiamo di sostenerle anche con 2 euro, 5 euro, 50.000 euro, ben venga.